a parte il panico del mio amore, vi ho fatto vedere prima il panorama bellissimo dal Golgo. Vi salutiamo e speriamo di fare le prossime riprese in mare, perché ci manca il mare, ci manca. Ok? Ciao amici. A dopo! Allora, Golgo fatto, amici. Riscendiamo, lasciamo il Golgo, scendiamo a Bonei e iniziamo gli ultimi 2 giorni, più o meno, 1-2 giorni, sulla costa orientale della Sardegna. Siamo indecisi se fare Cocorocci, le piscine naturali, oppure Faragi, una zona sempre costiera. Vediamo dove riusciamo a fare gli ultimi giorni in libera totale. Nulla, iniziamo il cammino, poi fra poco ci fermeremo anche per mangiare qualcosa. Sono già le 2, ormai noi siamo sfasati, mangiamo quando abbiamo fame, quindi abbiamo sempre fame. Va bene, dai, ci aggiorniamo dopo. Approssimando le piscine naturali Cocorocci, vediamo cosa ci aspetta. La strada è percorribilissima, un po' stretta, infatti se si trova una macchina forse un problema potrebbe nascere in base al tratto che ci si incrocia, ma diciamo che è fattibile. Basta! Amici, arrivati presso le piscine di Cocorocci, pausa pranzo e fra qualche minuto andremo a dare un'occhiata a queste bellissime piscine naturali. A dopo! A valle del massiccio di Montiferru, sul versante orientale, ammirerete uno scenario selvaggio quanto fiabesco, e nascoste dal bosco, le sorgenti su Accu e Agina si riversano nelle incantevoli piscine naturali di porfido rosso e granito. Anche chiamate ispiscinas, sono rappresentate da diverse vasche di differenti dimensioni e profondità, contornate da ginepri, leci e oleandri.
Piscine naturali Monteferru, stupendo. Niente bagno perché è molto fredda l'acqua, poi non c'è questo grande sole, se alte temperature, quindi io ho preferito non farlo. No, ci siamo fatti un po' una passeggiata, ci siamo un attimo rilassati. Bel posto però, bello, Molto. da tornare, con calma, da tornarci. Cioè, il sole mi stanno chiudendo gli occhi. Dai, ci vediamo dopo. Il nostro tour continua, quindi arrivederci, anzi, a Sibiri.